devo dire. Sì. Allora eccoci qua, sono le 22:35, il tempo scappa via, ma volevo fare intervenire il Presidente Giuseppe Mossa. Voi avete, e tra l'altro vi ho trovato anche così, lo posso dire tranquillamente ai telespettatori, in internet. Voi avete un vostro sito dove sulla questione FAS avete presentato tutta una situazione veramente precisa, puntuale, dati, interventi, costi e quant'altro. È così. Da quanto tempo è che avete attivato questa... Noi quando in giugno 2013 è venuto fuori il problema ci siamo subito attivati sia per gli interventi sull'acquedotto e sia anche negli interventi della trasparenza, perché c'è una legge sulla trasparenza che il cittadino deve essere messo a conoscenza di tutto quello che avviene. Noi abbiamo aggiornato direi da subito il nostro sito. Oggi il nostro sito dà tutte le notizie, basta entrare nel nostro sito e il cittadino clicca il comune che gli interessa e lì ha tutte le notizie aggiornate sia sugli interventi sia sugli investimenti. Per quanto riguarda c'è proprio una casella dedicata ai FAS e sia anche mensilmente viene aggiornata anche la tabella sulle analisi. Ecco, ma possiamo vedere alcune grafiche invece che ci ha portato gentilmente, giusto per, anche sono grafiche esplicative sulla appunto di questo che stiamo, di questi composti di cui stiamo parlando. Se vuole commentare lei, eventualmente possiamo andare anche avanti con una certa celerità, visto che abbiamo dei telespettatori che vogliono intervenire, ma abbiamo anche varie cose. Prego, Presidente. Sì, qua abbiamo i singoli inquinanti che appartengono alla famiglia dei FAS, c'è l'elenco di tutti gli appartenenti alla famiglia dei FAS. Qua abbiamo i limiti che sono stati sono stati indicati dal Ministero della Sanità, i 500 nanogrammi litro per i FOA, i 30 per i FOS e i 500 per gli altri 10 FAS. Complessivi. Poi abbiamo la zona... Qua abbiamo tutta la zona inquinata. La falda sta correndo 1 chilometro all'anno, quindi se l'inquinamento non viene bloccato continuerà ad avanzare questo inquinamento. Quindi il problema andrà a interessare, come dicevo in apertura, altri comuni. Per il disinquinamento eventuale bisogna aspettare 1 chilometro all'anno, quindi fra 200 anni probabilmente riusciamo a pensare al disinquinamento. Certo, come ecco, qua abbiamo una tabella in cui abbiamo tutte le zone di approvvigionamento del Centro Veneto Servizi. Sì, quindi questa è la vostra area, diciamo, di copertura. Di intervento, di copertura con tutte le zone di approvvigionamento. Sotto nel celestino chiaro sono quelli dell'Adige, attraverso la potabilizzazione. Ecco il verde che va verso sud, verso sinistra. Tutto il verde, il giallo in punta che è la zona di Sarego, eccetera, e tutta la zona interessata dai FAS. Dalla questione dei FAS. Andiamo pure avanti se c'è ancora... Sì, qua ci sono la planimetria della centrale Madonna di Lonigo che è gestita da Acque Veronesi, in cui ci sono 15 attualmente, da qualche mese sono stati ampliati a 15 le batterie di carboni attivi, quindi i filtri, possiamo andare avanti da 6 ancora. Siamo passati a 15. Ecco, insomma qui spiegate un po' come sono i filtri, sì, c'è tutta un po' una spiegazione che è abbastanza tecnica di come funzionano. Ecco, qua ci sono tutta la serie di valori dei vari degli inquinanti, dei FOA e dei FOS. Vediamo col grafico dal 2013, vediamo che erano oltre il tratteggiato rosso invece è il limite di performance del Ministero della Sanità. Quindi era sopra. Era sopra all'inizio, poi vediamo che con fasi altalenanti, però sempre al di sotto dei limiti. Oggi, se vediamo, sta calando drasticamente, appunto perché sono entrati, questi sono della centrale di Madonna di Lonigo che è gestita da Acque Veronesi, stanno andando veramente parecchio giù perché sono entrati qui stiamo parlando di acqua potabile, comunque quella l'acqua del rubinetto. E qua verso adesso fine 2016 vediamo che che stanno andando giù in maniera molto importante perché sono entrati in funzione i nuovi filtri
che Acque Veronesi ha messo in funzione. Quindi insomma l'acqua del rubinetto è sicura nel vostro caso? Ma guardi, non solo nel nostro caso, ma io direi che l'idrico veneto funziona bene. Le dico solo alcune cifre. Noi facciamo sull'acqua potabile circa 17.000 parametri all'anno. Vuol dire che analizziamo 17.000 parametri in un anno. Faccia la media al giorno, poi siamo sottoposti ai controlli settimanali dell'ULSS, dell'ARPA, addirittura della forestale controlla alcuni aspetti, quindi l'acqua del rubinetto è controllatissima. Certo. Prego, sì. Questo è il progetto di cui parlavamo, in cui c'è la linea tratteggiata viola che arriva a Montagnana, che è la prosecuzione del tubo che arriva dal Brenta, da Camazzole, e poi c'è l'altro pezzo che parte dalle centrali di potabilizzazione dell'Adige, arriva sempre a Montagnana per incrementare l'acqua di approvvigionamento nuovo, che poi verrebbe distribuita attraverso la grossa cisterna di cui ho parlato agli altri comuni, e lì ci sono segnati tutti i vari passaggi che dobbiamo fare. Certo, questi sono... Questo invece è il progetto di cui accennavo, di Viveracqua, in cui c'è Acque del Chiampo, Acque Veronesi, Acque Vicentine e noi, che confluiamo tutti con nuovi approvvigionamenti a fornire i comuni che oggi sono interessati dai FAS con acqua che... Questo è il progetto che risolverebbe, che potrebbe risolvere. Il problema. Certo. Ricordiamo che scuoteva la testa quando il Presidente diceva l'acqua del rubinetto è... Sì, allora bisogna intenderci sul significato di potabilità di acqua sicura. Io mi permetto di dissentire in modo più fermo da questo concetto che dice, che è stato espresso anche da altissimi funzionari della Regione Veneto, che l'acqua sia sicura. E i limiti che sono stati consigliati dall'Istituto Superiore di Sanità applicati alla Regione Veneta non devono essere intese come limiti protettivi per la salute umana. Sono, come li chiama, sono limiti di performance, che c'è, come dice l'Istituto Superiore di Sanità, di quelli che noi possiamo permetterci nell'ambito della tecnologia oggi disponibile e delle risorse. Perché i limiti, l'Istituto Superiore di Sanità non ha mai spiegato perché ha scelto di applicare dei limiti fra più alti al mondo. Negli Stati Uniti, dove fino a maggio di quest'anno vigevano limiti di 400 nanogrammi litro per il PFOA e 200 per il PFOS, sono stati abbassati a 70 nanogrammi litro per entrambe le molecole. Questo perché, dice l'EPA, che Trump vuole annullare, abbiamo preso visione dei risultati degli studi scientifici pubblicati dopo il 2008 e ci siamo resi convinti che gli effetti tossici per la salute, soprattutto dei bambini e delle donne gravide, compaiono anche a limiti inferiori e di quelli che precedentemente erano considerati sicure. Addirittura lo Stato del Vermont e lo Stato del New Jersey li hanno abbassati a 20 e 14 nanogrammi litro per il PFOA e noi abbiamo 500 nanogrammi litro. Questo per dire appunto che non esistono, quando si tratta di molecole artificiali create dall'uomo, come nel caso dei PFAS, non esistono limiti cosiddetti di sicuri o normali o fisiologici, come, ripeto, purtroppo hanno pubblicamente dichiarato e espresso dei colleghi che lavorano nelle Quindi anche lei si associa a quanto detto dal professor Casen e Boscagin, cioè ci sono recentemente la Commissione per il monitoraggio tedesco ha stabilito i limiti, parliamo adesso nel sangue, i limiti che sarebbero probabilmente veramente protettivi per la salute. Cioè, per quanto riguarda il sangue, il PFOA non dovrebbe superare la concentrazione di 2 nanogrammi litro e quelli del PFOS di 5. Nella zona contaminata sono stati trovati valori fino a 700 nanogrammi litro. Negli operai della Miteni, prima che fossero applicate le norme di sicurezza, di migliorie al processo lavorativo, sono arrivati anche 90.000 nanogrammi litro. Un alto dirigente della il segretario regionale, il dottor Mantovano, ha dichiarato di avere 250 nanogrammi litro, quindi 25 volte di più, cioè 25 volte di più di quello che sarebbe consigliato dai
gli scienziati tedeschi che non dovrebbe essere superato nel sangue. Quindi dal punto di vista del sanitario queste sostanze non dovrebbero esserci nell'acqua. E poi lo dimostra anche che la pericolosità di queste sostanze, se possiamo parlare, riallacciandoci anche al problema dei biomonitoraggi, si può vedere come la contaminazione della catena alimentare sia già avvenuta in Veneto, e se mi dà la successiva. Eccola qua. Ecco, questi sono i risultati del biomonitoraggio fatto non proprio secondo tutti i crismi a cui diceva prima la Cristina. Ma comunque che ha dato dei risultati... Dei risultati spaventosi, perché se lei guarda per esempio il pesce pescato a Creazzo, la scardola, contiene 57.400 nanogrammi per chilo di pesce. Questo significa che se un bambino di 10 kg mangiasse soltanto un etto di quel pesce lì, di quella scardola, supererebbe per 4 giorni di fila la cosiddetta TDI, cioè la dose massima giornaliera consentita dall'EFSA, che è l'Agenzia per la sicurezza degli alimenti. Senza contare che poi lo stesso bambino, se vive, berrà l'acqua, che è la principale fonte di contaminazione, poi probabilmente mangerà forse anche l'ovetto preparato dalla mamma, che anche qui le uova di gallina assieme dopo i pesci sono gli elementi più contaminati. E quindi poi, ripeto, non possiamo meravigliarci se i risultati degli studi dimostrano che soprattutto i bambini e le donne gravide possono avere effetti tossici da parte di queste sostanze. Quindi i limiti, è una sostanza che si accumula continuamente. Soprattutto i pesci che vivono di più nell'acqua, chiaramente sono... Quindi più avanti vai, più accumuli, e quindi per l'agricoltura un'altra fonte importante di contaminazione dell'ambiente e dei suoli sono i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti soprattutto. L'ARPA, un documento ufficiale di quest'autunno, l'autunno scorso, dichiara che in Veneto nel 2014, se non erro, sono stati del Veneto oltre 2.700 tonnellate di fanghi utilizzati come ammendante agricolo, contenenti concentrazioni spaventosamente alte di questi PFAS, provenienti poi questi fanghi non soltanto dalle zone delle Concilie, quindi del Vicentino, ma anche per esempio dalla provincia di Padova e di Rovigo, che contengono concentrazioni spaventosamente elevate. Quindi un altro modo per interrompere l'esposizione alla catena umana sarebbe vietare la distribuzione anche di questi fanghi. Presidente un Mossa. Minuto, perché volevo chiarire il discorso di acqua. Quando noi gestori parliamo di acqua controllata e sicura, io non entro nel merito se una sostanza fa bene o male, non è mia competenza e non ho neanche le competenze personali come le ha il dottor Cordiano per farlo. Il decreto legislativo 31 del 2001 fissa i valori dei limiti da rispettare perché l'acqua sia dichiarata potabile, e cioè destinata al consumo umano. Io quando parlo di acqua sicura è quando l'acqua è all'interno di quei valori. Non dico sicura a livello medico, che ci può essere, adesso per esempio io dico che è sicura per quanto riguarda i FAS perché noi rispettiamo i limiti performance del Ministero della Sanità. Non entro nel merito se poi la quantità dei FAS è troppo alta o troppo bassa, perché quello è un compito che lascio a voi ricercatori, a voi medici, e io mi fermo lì. Quindi acqua sicura perché è dentro i limiti del decreto 31/2001 che fissa i limiti per il consumo umano. Abbiamo sempre il principio di precauzione, quelle cose lì nell'acqua non dovrebbero starci, perché come la diossina 20 anni fa era 10, poi l'hanno portata a 0,1. Perché man mano che vanno avanti le conoscenze... Sì, ma io non sto contestando questo, quello che ha detto il dottor Cordiano, io lo condivido. Non entro però, non è la mia competenza di entrare nel merito se 500 o 100 o 10 certo, se le analisi sono troppo pochi, ripeto, non abbiamo le competenze per poterlo dire. Infatti io non vi dico questo, io contesto quelli che dicono che l'acqua è potabile entro certi limiti, ma noi, almeno noi, consideriamo l'acqua acqua, non acqua più FAS.
da bere. Certo, insomma, non devono esserci. Cristina, guarda. Precisazione da fare, ossia che se noi parliamo di limiti e chiaramente mettiamo sotto l'osservazione, sotto la lente di ingrandimento l'operato nazionale, c'è però un particolare: la politica regionale potrebbe in questo caso intervenire, perché la regione, in quanto appunto istituzione capace di legiferare, è capace di legiferare in senso più restrittivo rispetto a ciò che è stato fatto a livello nazionale, ha la possibilità di intervenire restringendo quei limiti presi come indicatori di riferimento. Per cui è anche un esortare i miei colleghi tutti insieme, visto che ci siamo impegnati come dire, sulla carta a cercare di porre, di dare delle soluzioni da un punto di vista pratico per la bonifica e poi da un punto di vista come dire, di approfondimento medico di quelle che sono le conseguenze con questi monitoraggi. La soluzione di Viveracqua è quella della... Voi come la vedete? Io assolutamente positiva, ho avuto modo di approfondirla e io sono assolutamente d'accordo, perché primo punto è appunto quello di realizzare un sistema di acquedottistico alternativo. Sicuro, e di conseguenza certo, e questo aiuterebbe questa è anche un'attività che da 3-4 anni c'era un vecchio progetto della regione, il MOSAV. Il MOSAV era un vecchio progetto per organizzare. Anche lì sono stati spesi soldi e il MOSAV non è mai entrato in funzione. Allora ci si domanda, nel momento in cui c'è bisogno di una ristrutturazione, ma una ristrutturazione urgente dei nostri acquedotti, del nostro sistema di collegamento degli acquedotti, proprio per garantire sempre, a prescindere insomma da qualsiasi condizione, la possibilità di avere di intercambiare la fonte di acqua. Io chiaramente mi metto nei panni di chi poi ha il potere decisionale e io direi che questa è un'urgenza che non può essere presa assolutamente sotto mano, così come anche la protezione dell'acqua superficiale, quella dei nostri fiumi, quella che giustamente viene utilizzata poi anche per quanto riguarda la questione, chiedo scusa perché stavo leggendo anche l'SMS che è molto interessante. Non soltanto per quanto riguarda queste campagne si potevano spendere soldi per i carboni attivi, si possono spendere tantissimi soldi anche della Regione Veneto utilizzati per magari per andare in cerca, finanziare delle feste, degli eventi come dire più o meno culturali, insomma magari qualche sagra insomma che magari è stata finanziata e si poteva invece investire in una per la salute e la sicurezza dei cittadini. È chiaramente per un intento politico. Un attimo solo Boscagin, professor Casel, allora anche qua ci troviamo e forse anche questi SMS lo dicono, questi soldi possono essere, la soluzione c'è e si potrebbe invece di spendere soldi per fare campagne piuttosto che andare a intervenire subito, anche perché non è l'unica zona inquinata del Veneto, ci sono altri problemi, l'abbiamo visto in un SMS prima, il mercurio, l'arsenico, piuttosto che in una zona altamente industrializzata per tanti anni, siamo stati, non so se lo siamo ancora, il motore economico dell'Italia, però ci stiamo rovinando la salute, forse appunto il sistema acquedottistico... Se fossero uscite delle regole più precise in tempi passati, non ci troveremmo in questa condizione. Abbiamo preso troppo tempo, dobbiamo agire immediatamente. Cioè, più tempo passa, peggio è. E quindi bisogna arrivare a delle decisioni rapide che spettano alla politica a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale, che ha possibilità di fare tutte quelle iniziative necessarie per far sì che la gente quando apre il rubinetto sa che può bere acqua pulita e che non sia costretta ad andare a prendere l'acqua in bottiglia. E anche lì sarà da capire. Non è detto che poi quella bottiglia sia così. Meno controllata. Cosa dice Gordiano? È meno controllata di quella del... Sicuramente sì, oltre al fatto che poi ci sono dubbi sulla conservazione, sulla modalità. Spesso si sente parlare di questi bancali di acqua, bottiglie di acqua minerale che rimangono esposti al sole per giorni e giorni, insomma temperature alte, e questo facilita appunto la cessione non solo dei PFAS ma anche di altri interferenti endocrini. Sono i ftalati, bisfenolo, insomma, che vengono utilizzati come plastificanti per rendere trattabili le plastiche, e questi vengono ci ritroviamo col calore, ci ritroviamo. Il nostro organismo resta arricchito. Dal momento che poi non si sa, probabilmente se l'acqua minerale proviene dalle zone di Recoaro oppure quindi probabilmente le zone sono sarà priva di PFAS, però l'acqua minerale che viene tra quelle più famose, magari che vengono
prelevate, imbottigliate, semplicemente imbottigliate in pianura, dove chissà, non penso che vadano a controllare i PFAS come fanno a 120 servizi agli Ironia della sorte, noi 2 o 3 anni fa come Lega Ambiente abbiamo pubblicitato l'acqua del sindaco. Prima di sapere tutto questo andavamo a dire bevete acqua e continueremo a dirlo se l'acqua fosse... Lei è sempre della zona del... Sono di Colonia Veneta, dove sbuca il famoso tubo Arica, quindi conosco bene la questione anche sulla pelle direttamente. Volevo anche dire che noi abbiamo lanciato 2 petizioni ancora l'anno scorso, una per chiedere appunto, che è la principale, che ci cambiano le fonti di approvvigionamento. E già quasi 15.000 persone hanno firmato questa petizione che andremo a consegnare quando Zaia ci accoglierà o ci incontrerà, li consegneremo a Zaia chiedendo che ci cambiano le fonti di approvvigionamento. Cioè, anche perché mi sembra insomma, che per carità è un investimento importante, ma non mi sembra proibitivo, insomma, no? Credo che sia anche un dovere etico da parte dei politici regionali e delle nostre massime autorità far sì che i cittadini possano bere in tranquillità l'acqua. No, ma anche considerando quelli che potranno essere i costi sanitari futuri, anche, no? Visto che queste persone dovrebbero essere prese in carico. Non la metto neanche sotto il profilo economico, dico solo che è un dovere etico questo. Il minimo che possono fare se sono etici, se invece badano purtroppo gli interessi. Sì, se è vero che dovrebbero essere spesi dai 100-150 milioni di euro all'anno per 10 anni per la presa in carico della popolazione contaminata, anche qui però la cifra rimane un po' indeterminata. Sì, ci sono stati anche numeri diversi. Però veramente se fosse su quell'ordine di grandezza significa spendere 1 miliardo di euro dei soldi dei cittadini per 10 anni, sostanzialmente per scoprire delle cose che già si sanno, insomma, perché una volta fra 10 anni, quando si sarà dimostrato che queste sostanze tossiche hanno prodotto degli effetti dannosi alla salute umana, io mi chiedo come faranno, sempre per ritornare al discorso etico, come faranno i politici a giustificare di aver lasciato esposta per 10 anni la popolazione a queste sostanze, insomma, che indubbiamente è vero che ci sono, le concentrazioni medie sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle del 2013, epoca in cui però molti comuni stanno ancora bevendo acqua che negli Stati Uniti sarebbe vietata. Certo. E quando noi siamo stati spesso criticati per aver, come noi di ISDA, Associazione Medici per l'Ambiente, per aver chiesto alla Regione più volte all'Istituto Superiore di Sanità di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, dico questa è la cosa che fanno sempre negli Stati Uniti, in Australia adesso da quest'anno il PFOA, che è la sostanza più nota di queste, è entrata come dire, per legge nella determinazione dell'acqua potabile, e lì solo negli Stati Uniti hanno scoperto circa 600-700 siti contaminati da varie industrie, dalla DuPont ma anche dalla Saint-Gobain, dalla Honeywell, che producono e utilizzano queste sostanze. Ecco, senta, dottor Gordiano, siamo in chiusura di trasmissione, che consiglio diamo allora ai cittadini? Dal punto di vista medico è quella, se vogliamo eliminare l'esposizione a queste sostanze, la cosa più semplice è quella di stare attenti a quello che si mangia, quindi non bere acqua contaminata da PFAS e alimenti prodotti in quella zona. Ma queste sicuramente dipendono dalla politica. Poi ognuno di noi può prendere delle decisioni a livello personale per restare esposti. Per esempio, dobbiamo pensare che se andiamo a sciare, le scioline sono fatte di queste sostanze. Se usiamo pesticidi, insetticidi, usiamo queste sostanze. Quando usiamo il computer, i nostri tablet e smartphone, non potrebbero, contengono queste sostanze. I detersivi, quindi usare poco detersivi o comunque detersivi cosiddetti naturali a casa, perché un'altra fonte di contaminazione è la polvere di casa. E più esposti sono sempre i bambini, che fino a quando gattonano, fino a quando non crescono, camminano per terra e sono esposti. E quindi possono, oppure per esempio la contaminazione può arrivare anche attraverso, perché queste sostanze vengono utilizzate anche come ritardanti di fiamma, perché una delle applicazioni più importanti era quello del rivestimento come padelle antiaderenti per il pentolame, quindi queste sostanze vengono distrutte a temperature superiori ai 300-400 gradi.
Quindi sono delle sostanze preferite per fare le schiume antincendio, ritardanti di fiamma che vengono messi nelle vernici che usiamo, nei solventi, nelle superfici dei mobili, quindi questo col passare del tempo possono essere rilasciate nell'ambiente, oppure stare attenti a quello che compriamo, agli indumenti. È vero, queste sostanze vengono utilizzate per l'impermeabilizzazione dei tessuti, il famoso Gore-Tex, quindi certo. È chiaro che sono comodi, bene il tessuto impermeabile, però cerchiamo di comprarli il meno possibile e di usarli solo quando piove, non andare magari d'estate in giro con tessuti è certo che quello che ci dice non è facile da mettere in pratica, perché come dicevo io in apertura siamo circondati, ci viviamo in mezzo. Sì. Abbiamo fatto la pubblicità dell'agricoltura a chilometri zero, adesso dobbiamo andare a chilometri oltre i 100 a prendere i prodotti agricoli. L'ironia dell'acqua del rubinetto del sindaco che diceva è un po' paradossale. Una cosa però, ci sono già ditte, scusami, ci sono già ditte che stanno lasciando la produzione. Certo, e ci sono già dei prodotti, delle molecole alternative, no? È possibile farlo. Quindi basta una cosa molto importante per i nostri ascoltatori, siccome queste sostanze sono anche tra le preferite per fare i contenitori per gli alimenti, i sacchetti per patatine, per i popcorn, soprattutto quelle che vengono utilizzate per fare nei forni microonde, contengono quantità enormi che vengono rilasciate perché nel forno microonde si raggiungono rapidamente temperature elevate a 600-700 gradi centigradi, quindi le mamme che ci ascoltano non date merendine, non date fast food, la cartoleata che viene utilizzata contiene queste sostanze, quindi quando si utilizza nel forno seguire le istruzioni del produttore, cioè possibilmente non usare questa carta da forno per più di 15-20 minuti a temperature superiori a 180-190 gradi centigradi. E dopo se la torta si bruciacchia ma forse è meglio magari metterci un po' d'olio in più, di olio d'oliva magari puro, extravergine, che piuttosto prendersi un po' di FAS che faranno aumentare il colesterolo. Ma allora ad esempio molto spesso una domanda, una curiosità, certo. Uno ha una pentola inaderente, è un po' datata, inizia a essere un po' screpolata, quella è una pentola pericolosa, cioè se io lo ingerisco adesso non per difendere, quando io lo dico c'è qualcuno che ce l'hanno a morte con la Di Ponte, qualcuno dei miei amici mi dice che sono venduto alla multinazionale. Ma può essere una bistecchiera inaderente piuttosto che... Il PFOA, che è quello più incriminato, non è nel Teflon, può rimanere come impurità dentro la padella, cioè per quanto riguarda dentro il Teflon. Però ce n'è talmente poche, poi non tutti usano le padelle antiaderenti e poi probabilmente il fatto di usarle, siccome sono stati fatti degli studi, si vede che già dopo il terzo o quarto passaggio, quindi utilizzo della padella, la quantità eventualmente rilasciata dal rivestimento si dimezza, quindi se avete le padelle vecchie probabilmente continuate ad utilizzare quelle, insomma. Sempre, però sarebbe preferibile, dico, se uno chi si sposa eccetera, magari mette nella lista di nozze tutte le pentole, il pentolame, non soltanto privo di PFOA, ma dovrebbe chiedere che fossero privo di PFAS, perché l'azienda cercano di sostituire il PFOA con questi a corta catena, e c'è una dichiarazione di 200 scienziati che va sotto l'appello di Madrid che ha chiaramente espresso i dubbi sulla pericolosità di queste sostanze. Quindi padelle in porcellana. In porcellana. Vanno bene? Sì. Poi c'è qualcuno può dire che poi magari libera un po' di piombo in eccesso, però insomma chiaramente se dovessi scegliere meglio. Cristina, guarda, allora da lei adesso ci aspettiamo qualcosa di, insomma, una sollecitazione importante in regione, sicuramente in Consiglio regionale, per una soluzione rapida, magari con la proposta del La sollecitazione insieme ad alcuni altri colleghi la stiamo facendo oramai da quando abbiamo preso attività in Consiglio regionale. Abbiamo fatto anche delle proposte relative non soltanto all'acqua potabile, importantissimo obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile, ma anche per la gestione di quella che è l'acqua superficiale utilizzata dall'agricoltura e anche un sostegno all'agricoltore
agricoltore, perché giustamente non può, se gli viene chiuso un pozzo, non può continuare la propria attività, per cui è necessario sostenere anche da un punto di vista finanziario la vitalità delle nostre imprese agricole, visto che sono già in gravissima sofferenza a causa, insomma, di un mercato sicuramente non semplice. C'è da dire che poi attenderemo i risultati della verifica sulla catena alimentare, quindi il risultato di un'eventuale contaminazione dei nostri prodotti agricoli, che dovrebbe arrivare in tempi abbastanza dovrebbe arrivare, insomma, l'hanno iniziato da pochi mesi questo nuovo campionamento che dovrebbe darci delle risposte e aiutare anche a capire come noi agricoltori ci dobbiamo muovere. Dall'altra parte però, ecco, ripeto che ci sono alcune come dire, alimenti che sono stati verificati, insomma, con una più importante esposizione, altri invece, nonostante molti altri, appunto, nonostante coltivati nel nostro terreno, che giustamente dobbiamo dare verità per verità, insomma, si possono continuare assolutamente a consumare, per cui c'è bisogno di interventi. Abbiamo delle proposte ben precise, potete seguirci anche in Consiglio regionale e potete verificare, insomma, le proposte che sono state fatte, proprio perché abbiamo bisogno di risposte. E qui, insomma, vi chiedo anche di informarvi, cittadini, per quanto riguarda alcuni strumenti, come per esempio il Consorzio Lab, che è appunto questo canale che fornisce acqua per l'agricoltura, acqua che è priva di FAS e potrebbe servire per utilizzarla, per quindi spingere acqua pulita dai FAS anche nel territorio vicentino contaminato, certo. E non è possibile perché manca un'autorizzazione, manca una concessione per un aumento di quella che è la portata di acqua e di conseguenza il nostro consorzio preziosissimo non può dare un servizio ai cittadini come vorrebbe fare, e quindi questa è una responsabilità anche politica e speriamo che si riesca davvero a dare soluzione poi. Professor Casa, anche questa sera abbiamo parlato di un problema che lasceremo ai nostri figli, ai nostri nipoti. No, io spero di no. Diamoci da fare. Se ci sono dei siti dove gli agricoltori possono vedere, possiamo metterli in onda, così si aggiornano, e soprattutto è un problema che abbiamo affrontato adesso e riprenderemo, avevamo già affrontato tempo fa, ma riprenderemo con cadenza costante, in maniera tale da memorizzare alla nostra classe politica che è urgente la risoluzione di questo problema, e la soluzione di questo problema esiste e quindi si può applicare. Certo, una strada praticabile anche da un punto di vista economico, che risolverebbe un problema importante e che andrebbe probabilmente poi ad evitare altri costi. Noi come Viveracqua, che ripeto, questo consorzio stiamo lavorando molto bene, siamo riusciti a portare anche il problema sul tavolo europeo, cioè dell'APE, l'Associazione delle Acque Potabili europee, che l'ha inserita nel proprio ordine di lavoro, perché mettendoci tutti assieme si è riusciti ad avere un rappresentante in questa associazione che raggruppa tutte le grandi società dell'idrico dell'Europa. Come Viveracqua abbiamo anche deciso, e partirà entro l'estate, perché è già 1 anno e mezzo che ci stiamo lavorando, di mettere assieme tutti i nostri laboratori di analisi, perché ogni società ha il suo laboratorio, da 12 laboratori ne vengono fatti 3, tutti assieme, per così aumentare quella che è la dotazione tecnologica. Essendo assieme, senza spendere soldi in più, riusciamo ad avere più tecnologia, più risorse umane e professionalità per aumentare i controlli e quindi la sicurezza. Grazie. Sì. Grazie a tutti quanti voi che siete stati questa sera in studio, il dottor Vincenzo Cordiano, il presidente di Centro Veneto Servizi Giuseppe Mossa, Pier Giorgio Boscagin di Lega Ambiente e Cristina Guarda, consigliera regionale della lista Moretti, il nostro editore. Grazie Tullio. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento venerdì prossimo alle 21, TV7 Match, arrivederci.